ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Apriamo con il tema dedicato alle scuole. Le scuole sono vittime di una situazione che si è creata a causa della burocrazia. Questa è l'opinione della Presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi, Teresa Tassanviol, in merito allo stop alla raccolta delle adesioni per le vaccinazioni da parte degli istituti. Per i dirigenti scolastici i primi vaccini andranno fatti al personale delle scuole dell'infanzia. Il mondo nella scuola nuovamente nel caos, questa volta a causa dei vaccini che saltano per problemi burocratici, per problemi di piattaforme, così quella che sembrava un'operazione che potesse partire a breve è ritardata non si sa a quando. Ne parliamo con Teresa Tassanviol, Presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi. Insomma, la sua opinione su questa vicenda. Purtroppo una bella grana che ci saremmo come scuola risparmiati davvero volentieri, anche perché nella scuola, nel mondo della scuola c'era molta attesa per questa campagna di vaccinazioni e la stragrande maggioranza del personale vi avrebbe aderito sicuramente con entusiasmo. Avevamo tra l'altro chiesto di collocare la scuola, il personale della scuola tra le priorità, diciamo un ordine di priorità rispetto al resto della popolazione, e vedere che questo sforzo e questo obiettivo, questa speranza, diciamo, viene vanificata per intralci, diciamo così, burocratici, davvero dispiace. Però voglio dire, anche per, diciamo così, orientare l'opinione pubblica, che le scuole sono sono le vittime di questa situazione. Io ho visto un'adesione veramente sollecita da parte dei colleghi dirigenti quando è arrivata la nota di ufficio scolastico e regione per procedere, diciamo così, alla raccolta delle adesioni. Tutti si sono subito prestati condividendo l'obiettivo che c'era sotto questa. Quindi adesso siamo molto dispiaciuti e ci auguriamo che queste pastoie burocratiche possano essere rapidamente superate e si possa recuperare presto e bene il tempo perso, insomma, che si rischia di perdere. Una vera doccia gelata, due le problematiche, una sul fronte privacy, l'altra sul fronte della trasmissione di questi dati. Come si possono superare a questo punto? Sì, diciamo così, il profilo un po' delicato e molto sensibile del tema della privacy sappiamo che è sempre fonte di grande preoccupazione per chi è, diciamo, il titolare, quindi il responsabile. Sappiamo che il garante non esita ad intervenire anche con multe pesanti quando ravvede, diciamo così, un trattamento illecito, e il garante aveva anche espresso proprio in questi giorni una preoccupazione circa questa raccolta. Però l'ostacolo più rilevante secondo me viene da quella nota del Ministero che è conseguenza dell'ordinanza di Arcuri che stabilisce, insomma, la gestione a livello nazionale di tutte le procedure vaccinali. Il Ministero ha emesso questa nota dove si dice esplicitamente che le scuole non sono autorizzate a raccogliere, a trasmettere questi dati. Quindi lì sta diciamo, l'ostacolo da superare. Io spero che, insomma, la Regione con l'ufficio scolastico trovino rapidamente il modo per superare questo stop che veramente non ci voleva. In altre regioni hanno fatto in modo diverso, in Veneto si poteva accedere iscrivendosi ad un link, forse questo aggirava il problema. Sì, questa evidentemente si è rivelata una soluzione più efficace e speriamo che possa essere seguita a breve anche nel nostro territorio. Ecco, siamo partiti con il mondo della scuola, con l'università ieri, che evidentemente è riuscita a raccogliere i dati forse in un modo diverso. Le priorità poi per il mondo della scuola, quando finalmente partirà questa campagna vaccinale, quali sono? Allora, intanto io dichiaro subito una grande invidia, diciamo così, per il mondo dell'università che ha potuto rapidamente procedere, e nel mondo, diciamo così, della scuola io credo che se si dovesse stabilire una scaletta, insomma, di priorità nel tempo, sicuramente vanno tutelate innanzitutto le insegnanti, sono prevalentemente insegnanti donne della scuola dell'infanzia, perché ricordo che nella scuola
scuola dell'infanzia i bambini frequentano senza uso di mascherina, senza distanziamenti. Ricordo che in questi tempi si vanno diffondendo delle varianti che coinvolgono anche i bambini piccoli come soggetti che trasmettono la malattia, quindi c'è grande preoccupazione soprattutto negli istituti comprensivi a partire proprio dai gradi più bassi come la scuola dell'infanzia, e credo che prima di ogni altra categoria di insegnanti siano loro che debbano essere vaccinate e tutelate. Si è tenuta questa mattina nel portico di Palazzo Daronco la presentazione dei 2 monitor donati dalla Solari SPA di Udine al Comune di Udine. Permetteranno di promuovere i grandi eventi e gli angoli più belli della città, come hanno evidenziato il sindaco Pietro Fontanini, l'assessore alle attività produttive, turismo e grandi eventi Maurizio Franz. Siamo a Udine, oggi sono stati presentati 2 monitor donati dalla Solari SPA, anche questo è un modo per promuovere il territorio e le bellezze di Udine e i grandi eventi. Sindaco, in questo momento c'è bisogno di far vedere sempre più immagini, no? Non possiamo vivere magari sempre dal vivo la città, e questo è un modo per farla conoscere. E farla conoscere a tantissime persone, ma cominciando proprio dagli udinesi, perché forse non tutti sono coscienti delle bellezze che abbiamo in città, soprattutto all'interno delle chiese, dei musei, luoghi dove grandi artisti hanno lasciato delle tracce, o meglio delle grandi opere che meritano di essere viste. Allora questi 2 schermi danno la possibilità, stimolano in pratica la curiosità e la voglia di andare a vedere dal vero questi luoghi che qui sono illustrati a livello di video. Perché li avete collocati proprio in questa zona di Udine? Ma perché è una zona di grandissimo passaggio, colleghiamo Piazza Libertà con via Mercato Vecchio, quindi un luogo frequentatissimo, speriamo anche tra poco dai turisti che ancora purtroppo non possono arrivare in città, però tanta gente insomma, del nostro Friuli attraversa questo luogo e quindi ha la possibilità, alzando così gli occhi e vede queste immagini, magari gli viene la voglia di andare a fare un salto o su ai musei del castello o nella Galleria del Tiepolo o in Duomo, per dire 2 luoghi che sono molto vicini a questo luogo. La Solari ha voluto fare questo regalo a voi perché ha a cuore Udine. Sì, la Solari è una grande azienda, è qui a Udine, ha la sua sede a Udine, i suoi laboratori sono a Udine, porta in giro per il mondo il nome di Udine perché il loro marchio è Solari Udine, e quindi è veramente un bel grazie che deve dire il sindaco a questa industria molto vicina alle esigenze anche dell'amministrazione comunale, che ci ha regalato questi 2 schermi. In questi 2 monitor oggi compaiono le immagini di diversi eventi che si sono tenuti qui in città e anche le zone più belle di Udine, e qui c'è con noi l'assessore ai grandi eventi, proprio questo per stimolare alla possibilità di ripartire nei grandi eventi. Beh, c'è in città una grande voglia di ripartire nonostante il momento ancora particolare che stiamo vivendo. Udine ha una sua vocazione turistica e riteniamo che accanto alla realizzazione dei grandi eventi sia importante promuovere e far conoscere questo intanto ai cittadini udinesi e poi ai turisti, che io mi auguro tornino numerosi appena verranno riaperti i confini. Noi guardiamo con grande attenzione al mercato austriaco e al mercato extraregionale, stiamo progettando nuovi grandi eventi, in particolare su Casa Cavazzini, dove sono iniziati i lavori e dove ci sarà una grande mostra che durerà 6 mesi, dal mese di ottobre fino al mese di marzo del 2022, quindi la presenza di 60 opere dei più grandi artisti a livello internazionale del fine Ottocento, quindi riteniamo che anche questo possa diventare uno strumento per far conoscere le molte iniziative che sono in città, e poi anche le immagini che già si possono vedere ora che scorrono danno l'idea di quanto bella sia la nostra città. Qua adesso siamo in via Mercato Vecchio, siamo ai piedi del castello che è stato recuperato con le sue facciate splendide, e quindi riteniamo che grazie anche alla Solari, grazie alla generosità del suo presidente Paniccia e della Katia Bredeon, non solo che portano avanti il nome di Udine e del Friuli in tutto il mondo, ma hanno fatto un grande regalo alla città di Udine e a tutti i cittadini. È un modo anche per comunicare gli appuntamenti che ci saranno in città? Eh sì, perché adesso ci sono molti modi per comunicare, ma senz'altro le immagini sono il metodo più diretto e più efficace, perché quindi comunque anche
riteniamo di poter mettere anche delle informazioni su questi schermi qua, insomma, quindi a seconda di quelli che saranno gli eventi più ravvicinati, più importanti, vedremo come modulare in modo tale da dare tutte le informazioni possibili ai cittadini e soprattutto ai turisti, augurandoci appunto che al più presto si possano riaprire i confini e ci possa essere possibilità di fare promozione della città di Udine. La pandemia ha costretto l'Associazione Culturale I Colonos a reinventare la tradizionale rassegna invernale in fila, ospitata nella vecchia stalla di Villa Caccia di Lestizza. Quest'anno le 3 conferenze cambiano format e approdano in TV. Con la regia di Paolo Comuzzi saranno trasmesse su Telefriuli la domenica alle 19:15 a partire dal 21 febbraio. Titolo dell'evento è Dalle stelle alle stalle. Ce ne parla il direttore artistico Federico Rossi. La grave emergenza sanitaria e sociale che stiamo vivendo nos mette in condizioni di pensare nuove strategie e nuove soluzioni anche dal campo della cultura. Come Colonos sono 30 anni che noi partiamo in davanti una cultura legata in particolare al nostro territorio e ai valori della nostra comunità. E ogni anno, ormai di 23 anni, si chiamava in tala stalla dai Colonos in un vier per una rassegna che si chiamava in file, come che si chiamava in file una volta di famiglie contadini stalla stale, potete alla vecchia stale dai Colonos, per chiacchierare, stare insieme, per fare piccoli lavori. Chi sta quindi da un taglio differente a queste rassegne, e è perché che vi pensato di fare un alc di particolare. E vi pensate che forse l'elettrodomestica, l'industria di famiglie, che è il televisore, può essere un buon strumento per la incontri adulti, per slargare la platea delle persone, per condividere con loro questi momenti culturali. E allora vi chiamate una partnership con Telefriuli che vi aggrada per poter fare 3 conferenze che avranno un format, avranno una struttura di carattere televisivo, saranno 3 momenti di circa mezz'ora lunghi, in cui ogni volta un relatore svilupperà un suo argomento. Il primo sarà Angelo Floramo con una storie corte dal Friuli, in cui attraverso i secoli di storie delle nostre patrie salterà fuori l'idea di un popolo che assieme tutto ad attraverso tutta la stratificazione di culture, di lingue, si dice anche, di valori e anche di sensibilità dei diversi popoli che sono passati per qui. Facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ci ritroviamo in diretta dove la linea tra poco. Bentornati a voi la linea. Nonostante i continui imprevisti, i lavori di sistemazione delle sponde del canale Ledra nell'omonimo viale di Udine si concluderanno entro 5 mesi. Per la completa messa in sicurezza del viale sono necessarie opere di rinforzo del terreno e di risanamento delle radici degli alberi. Mi trovo in Viale Ledra a Udine con il vice sindaco Loris Michelini. Siamo proprio nel punto in cui si stanno portando a termine i lavori di messa in sicurezza delle sponde appunto qui di Viale Ledra. A che punto siamo e quali sono le novità? Allora, questo è un lavoro molto impegnativo perché riguarda le sponde d'acqua dell'Edra. E i lavori sono di messa in sicurezza non solo delle sponde, ma anche tutti i parapetti che vedete, fatti in una certa maniera, perché stava franando tutto, ma non solo qui in Viale Ledra. Il lavoro parte da qui, ma poi va in Via Bassi, tutto Viale Bassi, e poi andrà in Via delle Ferriere e farà tutto Via delle Ferriere. E vengono rifatte le sponde e soprattutto, lavoro molto importante, vengono rifatti tutti i parapetti che vedete, che sono nuovi, messi in un materiale particolare, vengono praticamente dato un po' di decoro a quello che è la città nel suo corso d'acqua, che erano fermi, arrugginiti, lasciati veramente in cattivo stato per decenni. E questo lavoro è un lavoro molto impegnativo, fatto da ditte specializzate, per un costo complessivo di 600.000 euro. Non sono cose da poco. Questo sia per la sicurezza, perché stavano franando molte di queste barriere, sia anche per il decoro proprio
di una Udine del futuro. E quindi avete trovato anche delle sorprese, perché in certe zone non vi immaginavate che stava franando, stava cedendo anche praticamente il terreno, stava cedendo la banchina. Vero, perché andando a fare i sopralluoghi con i progettisti e i direttori dei lavori abbiamo scoperto che molte delle questioni erano veramente molto delicate e riguardavano le frane che si stavano già verificando da anni sottostanti, che portavano i parapetti a franare continuamente, e questo ci ha convinti già l'anno scorso a stanziare questi soldi, questi fondi, per rimettere in sicurezza, perché qualcuno che poteva appoggiarsi, a parte la rusina e quant'altro, poteva addirittura cadere in acqua. Senta, avete ulteriormente iniziative da prendere sempre su questo tratto di strada, e poi quando è prevista la fine dei lavori? Ma i lavori vanno avanti, sono partiti già un mese fa, adesso chiaramente sono un 4-5 mesi di lavoro, sorprese ce ne sono, perché abbiamo dovuto intervenire più volte perché ci fanno riscontrare alcune problematiche del posto, ma noi le abbiamo sempre risolte, credo che li risolveremo. E una volta terminati questi lavori, che ripeto sono molto impegnativi, andremo nelle altre due vie principali e la viabilità sostanzialmente verrà messa in sicurezza, perché il marciapiede e soprattutto gli alberi che adesso con le radici franano continuamente lungo le sponde della Roggia vengono rafforzate. Ecco perché il decoro, ma anche il valore del verde e degli alberi su questi viali, sia qui, sia via delle Ferriere, sia in via Bassi, sono una caratteristica di Udine, e la Udine deve rivivere anche e soprattutto con questi interventi che la riqualificano. Ed ora andiamo a Tarcento, nella frazione di Collalto, dove la comunità ha voluto realizzare un libro particolare curato da Tommaso Pascolo. È un piccolo volume che racconta la storia della chiesa e della cosiddetta festa della Madonna Ballerina, unica nel suo genere legata all'immigrazione. Un nuovo libro dedicato a Collalto. In che occasione? Questo libro, Collalto Anno Domini 2020, è stato pensato per celebrare il 120° anniversario della festa di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, tenuto febbraio 2020 qua a Collalto, e dunque vuole raccogliere dati storici ma anche più recenti sulla storia della Chiesa, dei parroci di questa stessa festa e dei beni storico-artistici oggetto dell'intervento di restauro, quindi il gonfalone e la croce a stile. Che vicende ha questa chiesa? La chiesa di Collalto è costruita a partire dal 1825 ed è completata circa 20 anni dopo, ed è consacrata nel 1851. Per questioni legate a diciamo lotte paesane c'è un interdetto nel 78 e la chiesa viene chiusa al culto ai fedeli fino al 1896, quando viene riaperta. In paese arriva Don Sclabi, che è l'iniziatore di questa proposta della festa e dell'acquisto del gonfalone, della croce e anche della statua della Madonna, e dunque da quel momento in poi si apre la storia di Collalto, ecco. Signor Sindaco, una testimonianza in più della terra di Tarcento. Sì, l'occasione è una bella occasione, vogliamo complimentarci con il curatore, l'autore di questo libro, Tommaso Pascolo, che tratta della storia religiosa della comunità di Collalto, che si intreccia inevitabilmente con la storia di tutta la comunità. È una storia che parte dal 1900, quindi sono 120 anni, quest'anno ricorre il 121esimo, in ricorrenza di questa festa, di questa manifestazione della Madonna del Sacro Cuore, ed è una festa che abbraccia tutto il Novecento e che, come tutte le comunità del Friuli, narra di una storia di una comunità fatta anche di lutti, di distruzione, ma anche di rinascita. Basta pensare ai periodi delle guerre mondiali, dei dopoguerra, dell'immigrazione, del terremoto, fino ad arrivare ai tempi della pandemia, ai tempi dei giorni nostri. Monsignor Corgnali, una festa particolare di grande significato. Sì, soprattutto credo anche interessante, perché si chiama la Fiesta de Madonne Ballerine. Cosa vuol dire?
che era l'ultima domenica prima della Quaresima, vale a dire alla fine del Carnevale. E cosa succedeva qua su? Qui a Collalto si radunavano quelli i mediatori degli emigranti che andavano stagionali in Germania, in Austria, in Ungheria, in Romania, per dire le cose principali, se non anche più lontano, e venivano qui a raccogliere gli operai, quindi gli operai che volevano andare, gli friulani volevano andare a fare la stagione fuori, guadagnarsi qualche cosa, venivano qua. E qui c'erano i balli, le cose dell'ultimo, del Carnevale, prima della Quaresima. E allora qui il sacerdote che si trovava allora qua ha pensato bene di istituire invece una festa della Madonna che aveva due significati. L'una, moderare la licenziosità che si dava, insomma, perché non era solo il ballo, ma siccome era la vigilia della partenza anche fuori dalla patria, ovviamente la gente si concedeva un po' un taglio di più e anche qualcosa in più. Allora, per moderare tutto questo hanno pensato di fare questa festa della Madonna, in più anche per mettere questi che andavano fuori dal Friuli per un certo periodo, poteva essere 5-6 mesi ma anche per sempre, metterli sotto la protezione della Madonna, perché la Madonna, per quanto riguarda il Friuli, per chi conosce la storia del Friuli, dagli inizi del cristianesimo, a cui lei in poi ha avuto sempre una particolare devozione alla Madonna. Noi siamo in chiusura con questo appuntamento di A Voi la Linea, ma il telegiornale ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.